Buongiorno amici di mattoscacco.com e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per presentarvi un'occasione più unica che irripetibile, il nostro torneo del 26 e 27 di dicembre. So che sono giorni un po' particolari, ma se qualcuno avesse tempo sarebbe un'occasione secondo me veramente da non perdere. Innanzitutto questo è il primo, in realtà è il secondo, il primo l'abbiamo già fatto l'anno scorso con gli studenti dell'Accademia, ma questo è il primo torneo online aperto a tutti a tempo lungo. Cosa significa a tempo lungo? Sono partite ragionate, quindi non 5 minuti, non 10 minuti, sono partite dove voi potete dare il meglio di voi stessi ricercando la mossa migliore e sono partite che una volta che le finite, sia che voi abbiate vinto o perso, vi lasciano qualcosa, cioè imparate veramente qualcosa, le potete analizzare anche poi con giocatori più forti per capire cosa e dove avete sbagliato. Tempo lungo significa in questo caso 60 minuti a partita, quindi hai 60 minuti tu, 60 minuti il tuo giocatore, quindi significa che la partita potrebbe durare almeno 2 ore, anche 2 ore, più 60 secondi di incremento a mossa, cioè ogni volta che compi una mossa ti vengono aggiunti sul bonus sul tuo tempo 20 secondi, quindi insomma possono durare anche parecchio queste partite, ma sono partite, ripeto, dove puoi dare il meglio di te stesso. Ma so già a cosa starei pensando, mi direi Christian, però io so già che quando vado a giocare a tempo lungo, soprattutto se è online, qualcuno bara e utilizza i motori, ma Christian tuo ha pensato anche a questo. Adesso ci arriviamo, sono 6 partite, 3 che si giocheranno i primi 3 turni il 26 di dicembre e 3 che si giocheranno il 27 di dicembre. Gli orari ovviamente li troverai poi nel bando, sempre qui sotto al video trovi il link per accedere a tutte le informazioni più dettagliate, ma si gioca una in mattinata, una nel primo pomeriggio e una nel tardo pomeriggio, sia il 26 che il 27. E questa è una cosa che ci tengo a dire, che tutti i giocatori, sia che vincono che perdono, tutti arriveranno a giocare 6 partite. Il torneo è aperto a tutti, qualcuno mi ha già scritto, ci ha già scritto anche su Instagram per email, ah questo è il mio primo torneo, non so se fa bene a me, perché di qua. Secondo me è un'occasione unica, perché la possibilità di giocare un torneo praticamente da casa e questo torneo è ragionato. Penso che gli scacchi siano veramente quello e non le partite blitz o rapid, quindi è aperto a tutti, sia ai giocatori che fanno il torneo per la prima volta, sia ai mega esperti, sia maestroni, è aperto a tutti, è quello che si chiama un open in gergo scacchistico. Si giocherà con webcam, quindi furbacchioni che pensano di stare lì col computer e con l'altra pagina aperta utilizzano il motore scacchistico, sappiate che ci sarà la webcam, se non avete la webcam anche lo smartphone, l'importante è che questo sia puntato sul vostro viso affinché il vostro avversario possa vedere il vostro viso. E siccome abbiamo giocato anche l'anno scorso in questa modalità, nonostante ciò, c'è stato qualcuno che ha fatto comunque il furbo, ma è stato subito smascherato sia dall'ICES, che è un sistema anti-cheating veramente eccezionale, sia dai giocatori stessi, perché nel momento in cui io sto giocando contro di te e vedi che mi si continua a cambiare il riflesso sul mio volto, significa che tu stai smanettando, stai cambiando pagine dal tuo monitor, quindi ragazzi, per cortesia, gli scacchi sono un gioco bellissimo, non ha alcun senso barare, l'esperienza, il forte di questa esperienza è fare partite ragionate dando il meglio di se stesso. Se uno poi deve giocare contro un computer se ne sta a casa, quindi diciamo che la webcam puntata è un deterrente. Ovviamente, come ho già detto prima, tutti i giocatori giocheranno 6 partite. Per chi non ha mai partecipato a un torneo di scacchi, sappia che quasi mai ci sono tornei ad eliminazione. Sono tornei dove praticamente tutti giocano 6 partite. Chi è che vince? Vince colui che ha fatto più punti in queste 6 partite, dove la vittoria è un punto, pareggio è mezzo punto, la sconfitta è 0 punti. Ci saranno poi dei premi per i primi 3 classificati e anche dei premi di categoria. Cosa sono i premi di categoria? Sono i premi di fascia di punteggio, per esempio sul sito dell'ICES, da 1600 a 1800, da 1400 a 1600, da 1200 a ci sono i premi di categoria e questi premi sono delle coppe che vi vengono spedite a casa. Qualcuno ha scritto ma i premi sono tipo delle emoticon? No, sono proprio delle coppe che ti vengono spedite a casa e ci sono anche in premio dei corsi dell'Accademia di Mattoscacco. Sempre in descrizione trovate il bando completo con tutte le info, però
sappiate che insomma ci sono dei premi. Quindi uno tra virgolette si sacrifica anche in questi 2 giorni per almeno riuscire a portarsi anche a casa qualcosa di carino, interessante. Ok Christian, voglio partecipare, cosa devo fare? Te lo spiego subito. La prima cosa importantissima, se non ce l'hai, è crearti un account su Lichess. Vai sul sito lichess.org e creati un account. È un altro sito per giocare a scacchi come chess.com, come tante applicazioni che magari hai sul telefono. Questo è uno dei siti più gettonati, sarà importantissimo poiché le sfide col tuo avversario le andremo a fare tramite questa piattaforma. Non organizzeremo un torneo su Lichess, gli accoppiamenti vari eccetera verranno fatti dall'organizzatore, ma si giocherà tramite Lichess. Gli accoppiamenti verranno effettuati con giocatori che hanno più o meno il tuo pari punteggio. Quindi dici, ma io ho 1200, vado a giocare contro i 2200? È poco probabile, può capitare, ma è poco probabile perché gli accoppiamenti saranno fatti con giocatori che inizialmente hanno il tuo stesso punteggio e poi chiaramente più vinci, più verrai accoppiato con quelli che vincono. Più pareggi, più verrai accoppiato con quelli che pareggiano, più perdi, più verrai accoppiato con quelli che perdono. Quindi alla fine, diciamo, il bello di questi tornei dove più o meno tutti vanno a giocare con giocatori dello stesso punteggio, della stessa forza di gioco. Quando create il vostro account su Lichess, e l'avete appena creato, avrete un punteggio di 1500 con un punto di domanda. Quel punto di domanda sta a significare che dovete giocare almeno 10, 15 o 20 partite per far sì che quel punto di domanda sparisca. Se al momento del torneo hai ancora quel 1500 col punto di domanda, il tuo punteggio che sarà preso in considerazione sarà 1500, ok? Quindi non c'è niente di male, puoi arrivare anche al torneo con questo 1500 col punto di domanda. E ovviamente su Lichess, così come tutti i siti, hai generalmente 3 punteggi. Hai il punteggio Blitz, cioè quello delle partite velocissime, Rapid, quelle delle partite un po' più lente, e Classica, quello delle partite lentissime. Per esempio quella che noi andremo a fare sarà 60 più 20 minuti, che è considerata una Classic. Ecco, tra questi 3 punteggi, supponiamo che nelle Blitz hai 1300, nel Rapid hai 1600 e nel Classic hai 1500 col punto di domanda, il tuo elo considerato sarà 1600 punti, ok? Cioè quello più alto fra i tre, cioè quello Rapid, nell'esempio che abbiamo appena fatto. Il costo dell'iscrizione è di 15 euro. Perché c'è un costo di iscrizione? Adesso ti spiego tutti i benefici che ci sono dietro questo costo di iscrizione, ma soprattutto era impossibile farlo gratuito, sia perché ci sono dei premi da pagare, sia perché quando si fa qualcosa gratuitamente la maggior parte delle persone non lo prende con grande serietà. È già successo tante volte in tanti tornei organizzati nell'Accademia di Matto Scacco che puntualmente uno si iscriveva, faceva la prima partita, era andata male, la seconda abbandonava, se ne andava via e quindi lasciava poi il proprio avversario così davanti alla scacchiera aspettando che l'avversario si presentasse, che non si è mai presentato. Quindi no, la soluzione gratuita non funziona, l'iscrizione è di 15 euro e comprende l'esperienza di giocare partite ragionate controllate. Allora, ho detto prima, il modo migliore per giocare a scacchi, ma soprattutto per migliorare, è quello di fare partite dove abbiamo dato il 100% di noi e rivederle. In più queste partite sono controllate, cioè c'è una webcam, c'è qualcuno che ti guarda, quindi dovresti essere proprio un fesso a cercare di fare sotterfugi, di barare, non ha alcun senso ed è contro lo spirito sportivo del gioco, ok? Quindi questa è già una grande cosa. Seconda cosa, puoi giocare tranquillamente da casa tua senza spostamenti. Chi ha fatto tornei di scacchi sa che se gli va bene il torneo più vicino è a mezz'ora di strada, un'ora, e ciò significa che se devi giocare 3 turni in una giornata, che starai via tutto il giorno, mangerai fuori, spostamenti, insomma costi su costi, quindi qui stai tranquillamente da casa tua, dal tuo computer, con la tua bellissima scacchierina davanti in plastica o in legno, dove puoi trasportare le mosse su questa scacchiera. Quindi a questo punto non affaticherai la vista guardando un monitor, ma guarderai la tua bellissima scacchiera di legno o in plastica. Avrai l'assistenza durante le partite, non sarai lasciato solo. Che cosa si intende per assistenza? Se pensi che il tuo avversario stia facendo manovre strane, se pensi che di qua e di là,
avrai la possibilità di contattare un assistente via WhatsApp e dire: guarda, io penso che il mio avversario stia barando, puoi controllare, puoi fare qualcosa, e quindi questa è una grande cosa. In più l'assistente sarà colui che prenderà ad uno tutti i vostri risultati, chi ha vinto, chi ha perso, chi ha fatto patta, vi manderà la classifica provvisoria, vi manderà via telefono i nuovi accoppiamenti per il prossimo turno, insomma sarete comunque seguiti. Esatto, ci sarà un accoppiamento ai turni, vi darà la classifica provvisoria, la classifica finale e alla fine ci sarà la premiazione e vi consegnerà a casa i premi ai premiati. Io spero di aver dato, diciamo così, un'infarinatura di massima di questo torneo. Tutte le informazioni, soprattutto come ci si iscrive, ma anche il bando completo con tutte le informazioni, tutto il tutorial passo passo su come partecipare, lo trovi all'interno di questo link urli.it/3GY, quello è uno 0, non è una O, è uno 0, Z, oppure semplicemente qui sotto il video troverai un link da cliccare che sarà molto più semplice. Bene, io spero di vedervi numerosi in questa esperienza, abbiamo già un buon numero di iscritti, vediamo quanti si aggiungeranno ancora, perché più partecipanti ci saranno, più valida potrà essere la classifica e più ci sarà chiaramente possibilità di fare accoppiamenti fatti bene. Bene, ci vediamo quindi al torneo del 26-27 dicembre. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!